Siamo qui all'Hotel Diana con Sauro, il direttore. Ecco Sauro, in cosa consiste questo pacchetto? Il pacchetto è nato velocissimo, in 2 minuti, perché con il nuovo DPCM di domenica scorsa ci siamo resi conto che le colline del Cornigliano Valdobbiadene sarebbero potute essere vissute in maniera molto, molto limitata, in quanto con la chiusura dei locali pubblici e dei ristoranti alle ore 18, tutto l'incoming e tutto il turismo che sta invadendo positivamente le nostre colline avrebbe avuto un'esperienza limitata. Abbiamo individuato un pacchetto totalmente accessibile e conveniente per tutti che abbiamo identificato con il nome Ristonanna, proprio perché ci è piaciuta l'idea di far capire agli ospiti, ai futuri ospiti, ai potenziali ospiti, agli interessati che se vogliono avere una semplice cena normale per festeggiare l'anniversario, il compleanno, semplicemente una cena romantica fidanzato e fidanzata o qualsiasi altra tipologia di cosa, naturalmente con il rispetto delle disposizioni sanitarie, distanziamenti e tutto quello che ci va dietro, abbiamo detto perché no, offriamo ai nostri ospiti e a chi ha desiderio semplicemente di cenare un sabato sera tra le colline del Prosecco, dopo magari aver degustato dell'ottimo vino, aver pranzato in una delle ottime trattorie del nostro territorio, finite la serata qui, vi accomodate nelle nostre stanze e potete cenare con un ottimo menù di ristorazione a chilometro zero con prodotti del territorio stagionali e con una spesa di poco superiore a una cena per 2 persone potete anche fermarvi a dormire qui in hotel. Infatti la nostra idea è partita proprio da questo, abbiamo cercato semplicemente di dire a tutto il pubblico interessato, tutto il turismo che si innamora anche in questo periodo autunnale con dei colori meravigliosi, si innamora delle nostre colline, gli abbiamo detto venite qui la sera, cenate qui, fate una cena normale di 3-4 portate come preferite, vi fermate qui a dormire, tra l'altro c'è anche la prudenza dal punto di vista del codice della strada e della guida sicura, in quanto si può bere tranquillamente, tanto si dorme qui, dormite qui, la mattina vi prepariamo un tour in una cantina con degustazione e a pranzo magari appunto potete andare a degustare anche lì i piatti del nostro meraviglioso territorio. Sappiamo che le nostre colline vissute una mezza giornata non riescono a dire e a dare tutto. Con questo pacchetto speriamo e cerchiamo di appunto dire al turismo venite perché comunque potete stare qui una notte, 2 notti, un giorno, 2 giorni e noi grazie anche alla collaborazione dei nostri partner, di ristoranti, le cantine, riusciamo a far vivere un'esperienza anche con queste, ahimè, tristi e discutibili limitazioni. Ecco, l'hai detto tu stesso, un pacchetto che ipotizza la collaborazione con attività e ristoranti locali. Ma infatti naturalmente addirittura stiamo progettando, è una notizia in anteprima, stiamo progettando anche delle collaborazioni con i ristoranti della zona, per cui creare dei micro eventi, per cui sarà il ristorante a spostarsi qui in hotel e permetterà attraverso tutta la capacità che i ristoranti del territorio riescono ad offrire, di degustare piatti a menù del territorio, naturalmente poi fermandosi a prenotare qui perché la legge chiede questo.